Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Stamattina il presidente Scopelliti ha presentato i dettagli del nuovo piano di rientro del debito sanitario calabrese in un'assemblea pubblica aperta alla stampa che ha come destinatari finali gli amministratori locali e le parti sociali. L'incontro rientra nel piano di comunicazione e di informazione avviato già nei mesi scorsi con i cittadini e le forze sociali della regione. Intanto 16 sindaci dell'Alto Ionio Cosentino si sono dimessi in segno di protesta contro l'ipotesi di chiusura dell'ospedale di Trebisacce. Maxi sequestro di sigarette di contrabbando al porto di Gioia Tauro. I funzionari dell'ufficio delle dogane hanno sequestrato, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, circa 31 tonnellate di tabacchi di provenienza estera nascosti in 3 container. Il loro valore sul mercato è di oltre 6 milioni di euro. Il carico, composto da 156.600 stecche di sigarette di marca Manchester, era proveniente dalla Cina e presentava un contenuto di catrame superiore ai limiti consentiti. La vicepresidente della giunta regionale Antonella Stasi e l'assessore all'ambiente Franco Pugliano hanno incontrato ieri mattina una delegazione di lavoratori del call center Datel di Crotone che sono attualmente in mobilità. È stato individuato un percorso che mira a ricostruire un dialogo tra lavoratori e datore di lavoro, verificare soluzioni tecniche e aprire un tavolo di confronto con le parti sociali. Il presidente Scopelliti ha dato la sua disponibilità ad incontrare i lavoratori già nella giornata di venerdì. Si festeggia oggi San Michele Arcangelo, santo patrono della Polizia di Stato. A Catanzaro celebrata una Santa Messa nella chiesa di San Giovanni, alla presenza delle più alte autorità civili e militari locali. Festeggiamenti anche a Crotone, nel Duomo cittadino e a Cosenza. A Reggio Calabria la messa è stata celebrata simbolicamente nel santuario di Polsi, alla presenza del sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano. Per una strana coincidenza, oltretutto, San Michele Arcangelo è anche il santo patrono dell''ndrangheta. Un'affollatissima piazza Vittorio Veneto ha dimostrato che Siderno sa apprezzare il libero confronto. Tanti politici presenti alla manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale L'Eco di Siderno e moderata dal giornalista Antonio Tassone e da Rosario Condarcuri. Dal titolo "Quale futuro politico per la città di Siderno?". Grande anche la partecipazione dei giovani, tra tutti l'intervento del 18enne Giovanni Bianchini, che ha portato alla luce il problema della scarsa comunicazione tra il popolo, specie quello dei ragazzi, e il comune. È stato presentato ieri dal patron Gianni Vrenna e dall'AD Giancarlo Martucci il nuovo sito ufficiale dell'FC Crotone, con un look completamente rinnovato nella veste grafica, più accattivante, ringiovanita e soprattutto più funzionale. Il sito servirà a rafforzare ulteriormente il legame fra i tifosi, la squadra e la società, dando maggiore visibilità agli sponsor ed al canale tematico FC TV marchiato Media Service, che da qualche anno ormai vive e racconta le storie e la vita dei rossoblù. Il sito riveste una fondamentale importanza e soprattutto portiamo l'immagine di Crotone fuori, diciamo, anche ai tifosi che vivono fuori dal territorio crotonese, diciamo, che stanno in orbitale anche all'estero. Sarà Mario Biondi ad inaugurare domani sera il Festival d'autunno di Catanzaro, che torna alla sua 8ª edizione anticipando i tempi con un nuovo spazio, la Summer Session. L'artista catanese incanterà il pubblico con la sua voce soul. La direttrice artistica del festival, Antonietta Santacroce, ricorda che sono ancora disponibili i biglietti a Crotone, Cosenza, Catanzaro, Reggio e Roccella Ionica. L'appuntamento è per domani alle 21 al Gran Teatro Le Fontane. È in corso a Budapest il singolare concorso Miss Mafia 2010. Le ragazze in lizza, per poter partecipare, hanno dovuto allegare alle foto un certificato che accertasse i loro precedenti penali. Un concorso dedicato solo a ragazze che possono vantare una condanna per reati legati alla criminalità organizzata. In tutto 16 le sfidanti, tra ladre, truffatrici o spacciatrici, fra cui anche una ragazza italiana, Anna B. Gli organizzatori non escludono che alla fase finale possa essere assegnata la fascia di Miss 'Ndrangheta.